Sciacca è una sorta di palestra, nel senso che nel momento in cui tu coltivi delle ambizioni, delle aspirazioni, ti scontri immediatamente con, diciamo così, la piccolezza in senso lato del territorio, nel senso comunque è un territorio di provincia e quindi non ti dà la possibilità di confrontarti, perché il confronto per crescere è estremamente importante. Però se si riesce a superare questo scoglio, quindi se la tua passione riesce a portarti oltre questa prima difficoltà, ti ritrovi questo spirito guerriero che ti può fare raggiungere delle belle soddisfazioni, insomma. Giocavo in porta, io ero un portiere, mi divertivo da matti a giocare in porta ed ero anche gettonato. Al giorno riuscivo a fare 2 o 3 partite con diverse squadre, è una cosa bellissima. A me la cosa che piace tantissimo del calcio, adesso non so bene se a livello professionale, come tutte le professioni, poi ci sono le deformazioni del caso, insomma, però il calcio è uno sport che è in grado di creare, di insegnare l'umiltà, insegnarti lo spirito di gruppo, l'importanza e il rispetto verso il lavoro degli altri, che è chiaro quando sei ragazzo è un gioco, però devi necessariamente avere fiducia nella squadra perché sennò non si riesce a vincere, no? Ma in realtà la musica è un gioco, nel senso che l'approccio più efficace è quando tu riesci a divertirti. Non significa essere superficiali necessariamente, ma significa anche riuscire a dare il giusto peso alle cose, quindi per dare la vita in sé è un gioco, no? Quindi se tu riesci ad improvvisare, a raccogliere anche l'errore, l'intuizione, no? Se questa cosa durante un concerto, mentre stai scrivendo una canzone, un disco, o mentre stai scegliendo se fare un cross piuttosto che... l'importante è mantenere la mente fluida e disponibile all'attimo, al momento, perché non puoi pianificare tutto e quindi allora a quel punto tanto vale giocare, insomma. Ciao Curzio, in bocca al lupo per la tua carriera e mi raccomando non smettere mai di divertirti. Che la vita ti sorride ancora.